Secondo atto del derby dell'Eleuterio, Oratorio Marineo e Don Carlo Misilmeri si affrontano per la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia d'Eccellenza. Si riparte dal 4-1 conquistato dalla formazione di Mister Tumminia, che qui subito va alla conclusione e impegna Sendin ad una parata importante. Poi palla inattiva per la compagine oggi in tenuta blu, con la palla che arriva in mezzo, il tentativo in corsa che viene bloccato proprio dall'ex portiere del Pro Favara. Poi prima occasione costruita con una certa rilevanza dalla formazione di casa, con un destro dalla distanza che però non trova i pali. Poi calcio piazzato importantissimo per l'Oratorio Marineo, vola Alessio Zummo a respingere, a smanacciare la conclusione dalla distanza. Poi anche una situazione da palla inattiva per la formazione guidata da Mister Vigneri, con il sinistro dalla distanza da parte di Nunes Correia, palla che sorvola la traversa. Ma veniamo all'azione del gol del vantaggio della Don Carlo Misilmeri, con il tentativo con il destro vincente di Ivan Lavardera, misilmerese puro sangue, che batte Sendin, porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri al minuto 40, dopo che prima Falzone aveva scaldato i guantoni di Zummo. Qui ultima occasione del primo tempo, ancora Falzone su calcio di punizione, mira questa volta più precisa ma decisamente più debole il suo tentativo. Iniziamo la ripresa con subito la Bardera che lancia Matera, posizione regolare per il centravanti della Don Carlo Misilmeri a tu per tu, con Sendin, il quale lo ipnotizza e nega la gioia dello 0-2 sfiorato ancora una volta la Don Carlo. Questa volta Matera gioca bene di sponda per la Bardera, che col destro di controbalzo non trova la porta. Poi l'avanzata da parte dell'Oratorio Marineo, che non ci sta a perdere sul terreno amico, azione manovrata con il tiro col sinistro, parato senza grossi problemi da Zummo. Poi palla recuperata dalla formazione di Mister Vigneri, che attacca con Taibi, destro debole ma molto preciso, che si insacca alle spalle di Zummo. 1-1 allo stadio di Marineo. Si sblocca l'ex giovane attaccante del CUS Palermo, che dunque al minuto 56 regala il gol del pareggio. Ma Don Carlo un minuto dopo, subito ad un passo dal gol, ma ancora una volta Matera si divora il gol a tu per tu con Sendin. Poco dopo palla inattiva per la formazione guidata da Tumminia, col pallone che arriverà in area di rigore. Bravo qui in qualche modo Sendin a disimpegnare. E poi calcio di punizione al minuto 82, non perfetto Zummo, che decide di smanacciare anziché bloccare. Arriva Mantegna, è sforbiciata la palla, si perde fuori. Oratorio Marineo che cerca addirittura di vincerla la partita. Occhio a questa palla che arriva al limite dell'area di rigore, con Taibi che si gira, calcia, blocca Zummo, e su questa occasione si chiude la partita 1-1 nel derby dell'Eleuterio, con l'ultimo tentativo da parte di Falzone bloccato da Zummo. Arrivano adesso i tre fischi da parte del direttore di gara, pareggiano Oratorio Marineo e Misilmeri, passano questi ultimi. Domenica il campionato. Da Sportisir è tutto, alla prossima.